Adesso andiamo lassù noi. Dovremmo essere arrivati. Deve essere questa. Questo è il Troi del Figariol. Qua 70 metri dovrebbe esserci sentiero a destra. Eccolo qua. Eccolo qua. Siamo di nuovo fuori sentiero. Quello è un problema. Quale? Quello là. Speriamo che passi sopra. Io non mi perdo lo sfizio di salire sulla cima. Siamo venuti giù da là. Occhio che non ci siano vipere. La vedo male. Sì, abbiamo una brutta salita. Dai che recupero la bici e proviamo a muoverci, perché non sarà divertente. Lo so, spesso ho ragione. No, no, tira giù, porta la mano. Perché? Perché perdi l'equilibrio qua. Porta la mano, portala su di peso così. Se vai su con la bici a spalla, se scivoli vai giù dritto. Spostala verso l'esterno, che ti intriga meno. Cerca di stare bilanciato sulla destra. Qua. Piano. Sembra poco piacevole, sì. Siamo proprio sul crepe del Torrione.
Là a destra. Sì, quella per i defunti, quella per gli stupidi. Si scivola. Tanto per ricordarselo. Grande. Questo filo si fa per fare. È stata dura, alcuni punti difficili, però qua su è uno spettacolo. Scenderemo verso la Candalia, Gigi non aspettava altro. Guarda che bel panorama. Bene. No, io non ve lo consiglio, a meno che non conosciate il luogo e siate esperti. Lo registri, lo mandi in carico. Abbiamo deciso di venire qua. Come si chiama questo posto? Candalia, Ma che Candalia? Torione. Il Torione. Anche un po' di lavoro. Mia, vediamo se la facciamo. Oh, un po' meglio così. Devo cercare di capire dove va bene il sentiero. Qua è tutto rovinato dagli zoccoli. È tutto a scaloni, a gradoni e a buche. Oh. Credo che tocchi risalire anche qua. Ah, siamo sul 982, perché qua sono caduti dei pini, ecco perché non lo riconosco. Sì, siamo sul 982, per cui là c'è la casera e la strada, poco lontano. Ecco qua, il sentiero. Questo l'ho già fatto. C'è un diario di vetta. Saluta gli amici della Europe! Diamo un'occhiata al diario, vediamo se ci sono anche dei timbri. Sì, c'è il diario. 25 aprile. Vuoi firmare il diario di vetta? Carta e penna e dopo rimettiamo tutto dentro, chiudiamo bene.
anche il Tigro. Questo è il 982. Ah, il 982 è questo? Sì, fatto quello lì. Sono andato giù in bici io qua, sono solo sceso là, perché c'è un gradone che avevo paura di rompere tutto. Il 981 è più avanti. Circa 250-300 metri e dovremmo essere sul 981. Alla busa d'acqua sinistra. Fermi, sulla sinistra. Eccolo qua. Questo non te voleva fare il crepe de Varda. Sicuramente meglio del 981, credo. Non lo so, non l'ho mai fatto, ma mi hanno detto che probabilmente. Ok, attenzione qua. Eccoci qua. E qua c'è il Sant'Antonio. Ciao Sant'Antonio, grande. Vedi, c'è il 981. Vai, 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 spingi. Ah, su di là? Questo è quello che volevi fare. Questo è quello del crepe. Località Boscadel. Arriva là. Andiamo giù di qua. Intanto non è molto lungo, non so se sono 600-700 metri. Qua all'inizio dovrebbe essere abbastanza facile, poi aumenta la pendenza. Cavolo! Anche il tronco? Che tronco? Quello che mi sono acciappato con la gamba. Che male! Non male, divertente. Occhio qua, questo sì che è un tronco. Cavolo, non riesco ad avere attrito sul posteriore. Il barzo non tiene qui. Sugli aghi di pino e i sassi devo andare di anteriore qua, quasi tutto anteriore, e non è molto bene. Ecco, halt. Comincio ad aver caldo. Io ho le gambe stanche, veramente ho le gambe stanche, molto affaticate.
Di qua. Forse più di 700 metri, potrebbe essere anche un paio di chilometri. Siamo arrivati. Sì? Sì, direi proprio di sì. Ah sì, 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 adesso ho capito dove siamo.